Tappa numero 15, 219 km da Fiume Veneto ad Asiago, dove ci troviamo noi, di Umberto Martini invece. Umberto, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno Tommaso, io mi trovo a Fiume Veneto, guarda che meraviglia, c'è il fiume, una giornata splendida e tantissime biciclette, segno di un legame forte tra la città e le due ruote, tra l'altro vedendone alcune anche senza lucchetto, devo dire, quindi quasi quasi io sai che ti dico. Zitto zitto, io vado. Vi raggiungo tra un po', scusate ma ho fretta, vado un attimo avanti, mi allontano un secondo e guarda un po' chi ti ho incontrato. Eccoci qua. Signor Giuseppe, le piace la mia bici nuova? L'ho appena presa, Ho fatto un affarone. Poi le dico dove l'ho comprata. Fiume Veneto, noi ci troviamo però in Friuli Venezia Giulia. Quindi è un nome un po' strano. Giuseppe Valriviera, appassionato di storia locale, ci spiega perché una città del Friuli Venezia Giulia si chiama Fiume Veneto. La vicenda risale al 1911, all'epoca in cui il re Vittorio Emanuele III emanò il decreto di aggiunta di un predicato veneto al paese di Fiume. Prima si poteva parlare, con qualche cartolina lo attesta ancora, di Fiume di Pordenone o Fiume nel Friuli, però poi con questo decreto è arrivato Veneto. Perché Veneto anziché Friuli? Perché all'epoca naturalmente si era ancora sotto l'influsso, almeno mentale, del Lombardo-Veneto e quindi... E poi era per evitare anche confusione con un altro fiume. Ecco, il motivo principale per cui si è arrivati all'aggiunta del predicato Veneto, quello adotto ufficialmente dagli atti che si conservano ancora all'archivio del comune, è proprio quello di ovviare alla confusione che creavano le due denominazioni di Fiume, che noi sappiamo essere nell'Istria, e di Fiume Veneto, ufficialmente per disguidi postali frequenti. Questo è quello che ci è stato tramandato e questo è quello che noi dobbiamo accettare oggi. E lo accettiamo molto volentieri perché comunque Fiume è bella sia in Istria che qua in Veneto, nel senso che in Friuli Venezia Giulia. A dopo Tommaso. Sì, vogliono volar via, è proprio in tema di volo, restiamo perché ieri abbiamo assistito allo spettacolo meraviglioso delle frecce tricolori, oggi invece parliamo di un aviatore di Fiume Veneto, ma non è uno qualsiasi perché ha scritto la storia dell'aviazione Elia Liut e ce lo spiega un altro appassionato di storia locale più giovane del primo, Riccardo Zanini. Allora, perché è così importante Elia Liut? Elia Liut è un eroe nazionale in Ecuador perché ha fondato l'aviazione nazionale dell'Ecuador nel 1920-22 ed è stato anche un grandissimo aviatore, dato che è soprannominato il Condor delle Ande, poiché... Attenzione! Sì, perché è stato proprio il primo essere umano a sorvolare le Ande per consegnare insieme al suo aereo biplano la posta da una parte all'altra dell'Ecuador. Ecco qui, e nell'Ecuador è stato talmente amato e rispettato che addirittura gli hanno intitolato l'aeroporto. Sì, nel 1951 gli hanno dato la cittadinanza onoraria dell'Ecuador e alla sua morte il 9 maggio del 1952 gli hanno intitolato l'aeroporto internazionale di Quito, che è la capitale. Bravissimo, tra l'altro voglio fare una menzione particolare per Riccardo perché di solito a noi ci capita di girare tutta Italia, gli appassionati di storia locale sono un po' avanti con gli anni, invece vedere un ragazzo così giovane che si appassiona alla storia della propria città, devo dire che da laureato in archeologia è una cosa che mi fa molto piacere. A dopo Tommaso e grazie Riccardo. Grazie Umberto, ma la bicicletta che fine ha fatto? Ora non sveliamo, ci sarà il momento decisivo, non ti preoccupare. Va bene, grazie Umberto Martini. Cartolina dal chilometro zero.
Cartolina da Fiume Veneto, che poi chilometro zero tecnicamente nel ciclismo è il punto in cui effettivamente ufficialmente comincia la gara. Per noi chilometro zero, metaforicamente parlando, invece è il luogo da cui si parte, da cui c'è il primo colpo di pedale, e sarà proprio Fiume Veneto il trasferimento, la sfilata, fino al momento in cui invece inizierà la bagarre. Beh, dobbiamo tornare da Umberto Martini perché ha un altro ospite che scappa, io non lo so, gli scappano tutti. Umberto, a te. No, ma adesso la tengo qua con me, non scappa, non ti preoccupare, perché dobbiamo parlare di una cosa secondo me sorprendente, perché da Fiume Veneto arriva il primo pediatra della storia, ma non della storia di Fiume Veneto, del Friuli, Venezia Giulia, primo pediatra della storia occidentale. Ce ne parla Giulia Zuccato. Buongiorno, sì, infatti Paolo Bagellardo, nato qui a Fiume Veneto all'inizio del 1400, è di fatto il primo pediatra della storia occidentale. Si laurea a Padova nel 1437 in filosofia e poi nel 1444 in medicina, ed era talmente bravo che subito dopo la laurea ottiene subito il posto da professore. Era conosciutissimo, era molto bravo, tanto che addirittura il Doge della Serenissima Repubblica di Venezia lo assume per delle consulenze. Però diventa veramente famoso perché nel 1472 scrive il primo trattato di pediatria della storia occidentale, un libro appunto diviso in due parti, uno in cui parla di come tirare su i neonati i primi mesi e un altro delle malattie dei neonati, che è il primo della storia, mettendo insieme la cultura orientale, dei grandi arabi, ma anche dei grandi maestri antichi. Io sono sorpreso perché i ragazzi di Fiume Veneto sono tutti preparatissimi, mi mettono anche un po' a disagio, quindi guarda, ti lascio il microfono, vado via. Grazie. Perché sei più brava di me. A te Tommaso. Beppe, sempre bella la festa del Giro d'Italia, il gruppo che si compone, poi verrà dato il via per la passerella, no? Indro Montanelli scrisse che al Giro d'Italia ogni giorno è una domenica. Oggi, per lo più, è davvero una domenica. Oggi è domenica. E quindi direi che sia ad hoc questa definizione, ma è sempre una festa, certamente. È un evento, assieme al Festival di Sanremo, credo che sia l'evento più popolare che ci sia in Italia, no? Quindi il Giro è sempre il Giro, anche se magari qualche campione in più quest'anno l'avrei visto bene. Il Giro è sempre il Giro è tradizione, è cultura, è storia, il Giro è tante cose insieme. Conto alla rovescia che si sta per esaurire dalle parti di Fiume Veneto per il primo colpo di pedale, con le 4 maglie che sono lì schierate. Una tappa di questo tipo che insidie può portare per il big più degli altri, Isaac Del Toro, della classifica generale, e magari anche per gli altri? Ma sicuramente è una tappa da fare nelle prime posizioni del gruppo. Tra l'altro è la seconda come lunghezza dopo la Potenza Napoli, che però non aveva grosse insidie. Questa sono 219 km, in questo ciclismo sono tanti. Questo grappa a metà, che è un po' fuori luogo, magari era meglio vicino all'arrivo, però può creare un sacco di situazioni strategiche differenti. Quindi è una tappa da guardare dal primo all'ultimo chilometro, e attenzione perché possono venire fuori altre sorprese, tenuto conto della caduta di ieri. Ogni tappa al Giro d'Italia è importante, soprattutto siamo già alla 15ª e quindi la fatica si fa sentire. Io non credo che oggi per la maglia rosa ci siano particolari problemi anche in termini di tattiche o strategie varie. Io vedo una fuga numerosa e uno dei favoriti potrebbe essere proprio Vendrame, che è stato intervistato prima, anche Marco Frigo che corre di casa, e anche un Bardet, magari un nome che potrei vedere oggi tra i favoriti. Tantissima gente, tantissime persone a Fiume Veneto, tantissime sono attese sul grappa, e ad Asiago che dire, festa totale e delirio quando sarà il momento dell'arrivo. Conto alla rovescia che piano piano se ne va, le persone che scandiscono i numeri, e via! 0, parte la tappa numero 15 del Giro d'Italia, la passerella fino al chilometro 0, quando ci sarà invece il via vero e proprio.